Innanzitutto la dedico a tutti i cittadini, ai lavoratori che si alzano alle 6 di mattina per andare in zona industriale a lavorare, agli operatori dell'ospedale, a tutti coloro che fanno enormi sacrifici nella loro quotidianità di vita, e quindi il pensiero va a tutte le forze anche produttive. La vittoria la dedico a tutte le persone che quotidianamente si impegnano nel loro percorso di vita. Lei è arrivata qui in piazza con una bicicletta, è simbolico anche questo gesto? Certo, nel senso che Vittorio Veneto sarà la città delle biciclette, perché il territorio, abbiamo un bellissimo territorio e dobbiamo cercare di rilanciare quella che sarà la mobilità dolce, e riporteremo tante persone in bicicletta. Ecco, sì. Ecco, come dormirà sogni sereni allora stanotte? Sì, io penso, ho sempre dormito in questo periodo serenamente, anche perché se mi sono presa l'impegno sono cosciente di poter andare avanti e farlo. Tra l'altro ho attorno a me una grossa squadra e tantissime persone che ci sostengono, quindi saremo in tanti a governare la città. E da domani mattina quindi in municipio? Sì, adesso ancora non so di preciso le procedure, sì, domani mattina saliremo in municipio, aspetteremo il decreto e poi prenderemo subito l'avvio ai lavori. Ecco. Che sensazione è stata fare questo percorso fino a qua e ricevere questo mazzo di fiori? Allora, il percorso è stato bello come sempre, io mi muovo da sempre in città, il contatto con le persone è la prima cosa, il contatto con i cittadini è quello che forse ci ha portato fin qua. Il ricevere il mazzo di fiori è simbolico perché è un riconoscimento che hanno fatto alla mia persona, ma io con tanta riconoscenza riconosco anche il lavoro fatto da tutta la coalizione. Ecco. Pensa di andare a incontrare Posocco? Sì, adesso mi aveva chiamato, adesso a breve lo richiamerò. Sicuramente sì, la nostra idea è quella di collaborare anche con le minoranze, con l'opposizione, per quello che dovrà essere il progetto di rilancio della città, ecco, sicuramente.